Sì. Allora, Nacca di Silvano. Niente, questa sera assistiamo a un'unica voce, direi, rispetto a quanto abbiamo proposto con la raccolta di firme. Possiamo dire di ritenerci soddisfatti dal fatto che il Consiglio Comunale nella sua interezza prende a corpo la richiesta dei cittadini. Quello che ha detto Jonathan, validissimo, fate un documento comune. Quello che ha detto l'assessore Frizzero è ancora più valido, dove dice non si tratta di due corse, si tratta di dare un servizio che colga nel suo interesse e il fabbisogno dei cittadini e il fabbisogno dei lavoratori. Perciò abbiamo a che fare con un ragionamento che copre, direi, quasi l'arco completo della giornata, ma che poi messo a bilancio rispetto ai termini tecnici non è poi così tanto oneroso rispetto a quello che fa la città metropolitana in altri territori. Questo per dire da dove prendiamo i soldi, da dove iniziamo, io direi, a spendere bene i soldi, perché se è vero quello che sta succedendo, che da anni non si va ad individuare quelli che sono i servizi che vanno erogati a chilometri sprecati nei territori, è pur vero che dobbiamo porcele le domande, dobbiamo porci alcune domande, no? In questi giorni, assessore Stecco, è stato avviato il servizio di linea 88 per effetto del bando di gara sulla linea 80. Ora io mi chiedo se non sia opportuno ricordare alla città metropolitana di verificare quel servizio. Non si può partire da Chioggia alle 7:35 per Cavazzere, fare il giro del mondo per arrivare a Cavazzere, portando aria fitta. Allora non sarebbe stato più opportuno dire da Cavazzere faccio una navetta, Cavazzere con la Pigolotti e viceversa? Oppure ci vogliono o devono ancora nascere questi ingegneri? Allora, se questo è l'uso e la gestione della cosa pubblica, allora siamo ancora distanti da quella che è una risposta seria e positiva e che tocchi la gestione corretta per i cittadini. Mi consenta un attimo al responsabile ingegnere di Arriva. Quando noi eravamo a CTU, io sono un dipendente del CTU, e c'era un incidente lungo la tratta Chioggia-Venezia. I dipendenti giravano in mezzo alla campagna, nei territori più vasti, per riportare i pendolari a Chioggia, con nebbia, neve e anche 7 ore di blocco. Un incidente ha tenuto per terra per un'ora e mezza i lavoratori. Io non so come lo volete gestire, avete tutte le macchine a Marghera, le avete di qua di là, non so. Fate il piano alternativo. È opportuno che a un anno di distanza Arriva presenti ai suoi dipendenti il piano alternativo come l'avevamo noi. Non è possibile. Io vado in strada, in fermata, vado a lavorare, non vado in ferie a Venezia. Questo è il problema. Se qualcuno giustifica sempre come dire ma c'è un problema, c'è un tamponamento, c'è un traffico, ma perché quando avete fatto la gara questo nessuno ve l'aveva detto? Non eravate messi al corrente di cos'era la statale Romea? Se poi qualcuno vi ha detto è meglio che comprate gli autobus a 7 piani, e allora sarà un problema di qualcuno, per cui qualche altro si è affidato alla proposta. Poi su questo
qualcuno se vuole rispondere dopo saremo ben attenti ad ascoltare la risposta. Io credo che questa iniziativa fatta dai cittadini sia una delle tante iniziative che in questa città deve muovere le gambe, deve muovere i passi, perché non possiamo più attendere e accettare che delle risposte in questa città non avvengano. E non c'è sovrapposizione di linea, come dirà sicuramente l'ingegner Gabbi. Perché invece di dire che c'è sovrapposizione di linea, se ne guardi il territorio veneziano, dove corre Bus Italia, ATV, Sarpi e quant'altri, allora per noi, per la tratta Chioggia-Malcontenta, ci sarebbe sovrapposizione di linea. Io credo, Assessore, che questa battaglia vada fatta e vada fatta puntando i piedi contro questa amministrazione metropolitana che non vuole concedere nulla a questa città. Vi ringrazio.